Presidente Muraro, il Veneto è l'unica regione che non ha il Consiglio delle Autonomie. Per quale motivo? Cosa manca? Cosa ancora si può fare per avviare questo processo? Ma noi è già più di un anno che chiediamo alla Regione del Veneto, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta di istituire il CAL. Ogni volta che ci troviamo alla conferenza regioni enti locali lo ribadiamo. Purtroppo c'è un momento nel quale non riescono o non vogliono decidere. Questo sicuramente nel momento in cui si parla anche di riorganizzazione delle province, in un contesto nel quale dovremmo avere una forte rappresentanza per poter decidere lo scenario istituzionale del Veneto nei prossimi anni, notiamo una carenza di decisione da parte del Consiglio regionale impensabile. Una regione evoluta e importante come il Veneto non può essere il fanalino di coda di questa nazione.